Sempre più grave anche in Veneto il problema dei cinghiali, ormai senza controllo, distruggono le coltivazioni, le campagne e i vigneti, un dramma per gli agricoltori. Servono interventi urgenti e una campagna di prevenzione. La consigliera regionale Lega Liga Veneta Cavinato afferma che alla luce di questa situazione si accoglie con entusiasmo lo stanziamento regionale di 200.000 euro da destinare al Parco Colli Euganei per il contenimento del problema dei cinghiali. Oltre che un dramma per gli agricoltori, un pericolo per le persone, anche in quanto possono provocare incidenti stradali che possono risolversi con gravi esiti. I fondi che saranno stanziati serviranno per aggiornare il piano di gestione e controllo della specie, aumentare il numero di chiusini, acquistare un camion frigo, adeguarne altri 2, consentiranno l'acquisto del software per geolocalizzare le realtà nei chiusini presenti nel territorio, adeguare l'attrezzatura tecnica in dotazione alla squadra faunistica, acquistare un drone per la sorveglianza e per le attrezzature, per la rilevazione dei dati biometrici. Il territorio dei Colli Euganei subisce la presenza di una quantità massiccia di ungulati che creano squilibri ecologici e danni all'agricoltura. Con queste azioni aggiuntive, oltre a quelle già attuate dal parco, si cerca di contenere questa specie ormai disastrosa per le nostre zone, conclude la consigliera. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.